Giacomo Agostinetti, fattore al servizio della nobiltà veneta del XVII secolo, lasciò alcuni scritti raccolti poi in un libro dal titolo I 110 ricordi che formano il buon fattor di villa. Tra questi, testualmente cita: queste benedette uve recantine che per il gran utile che rendono, poiché fanno quantità il vino buono e bello. Parliamo quindi della recantina, un'uva presente nel territorio veneto, in particolar modo nella zona del Montello dei Colli Asolani, fin dal XVI secolo. Un vitigno che è stato salvato alcuni anni or sono da un gruppo tenace di viticoltori capitanati da Lino Forner. Uno dei cloni salvati di questa varietà d'uva prende proprio il suo nome, Recantina Forner. È un vino di grande territorialità, per questo inserito nella nostra carta vini qui al Bistro de Venise. Presenta sentori di frutta intensa, di more e speziature tipiche di pepe e chiodo di garofano. Va abbinato ai formaggi stagionati veneti e, perché no, anche a un bel piatto di soppressa veneta, a 18 gradi in ampicalici. Cin cin.